Signore e signori, autorità, è con orgoglio che oggi la Fondazione Culturale Sardinia presenta il secondo volume di Sardisti di Salvatore Cuvetto, che ha come sottotitolo Viaggio nel Partito Sardo d'Azione tra cronaca e storia. Con orgoglio per il valore di questa opera e dell'impegno del suo autore, per l'attualità, vorrei dire la necessità di analizzare le vicende di questo partito che è sicuramente l'apporto più importante e originale che la Sardegna abbia dato in questo secolo al movimento politico. Ed è anche una, per noi, di cui l'orgoglio, è una delle più importanti testimonianze del lavoro che la Fondazione Culturale sta facendo in questi anni. La vostra presenza qui è un segno di attenzione che ci onora e per il quale vi ringrazio a nome di tutti noi della Fondazione. Un grazie particolare va naturalmente a Salvatore Cuvetto, alla casa editrice Edes che ha curato l'edizione e soprattutto ai relatori che mi stanno a fianco, Michele Columbo e Mario Melis. Nessuno di loro ha bisogno di presentazioni, mi pare. Michele Columbo e Mario Melis, che sono stati tra i protagonisti nel Partito Sardo d'Azione e in Sardegna in tutti questi anni e sono stati tra i protagonisti delle vicende narrate. Giovanni Lillio è oggi l'espressione più alta della cultura sarda. Gianfranco Burtas è autore di numerosi volumi che hanno esaminato, anche partendo da punti di vista politici e culturali diversi da quelli sardisti, anche se ad esse molto vicine, le avventure intellettuali e politiche di alcuni personaggi centrali di quelle vicende, come ad esempio Dino Melis. E infine Lorenzo Palermo, attuale segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione. Nella prefazione di questo secondo volume, Luciano Marrocco, lo storico che fu tra i presentatori del primo volume di Salvatore Cuvetto, che ha confermato il suo interesse con questa ottima introduzione, coglie a mio parere l'essenza del lavoro di Cuvetto, e cioè il concetto che Luciano Marrocco sintetizza mirabilmente in una riga. Qui, ed è l'ultima riga della sua presentazione, qui scrive Marrocco, trova le sue radici la persistente vitalità del Partito Sardo d'Azione. E ciò giustifica anche quell'ampliamento dell'opera che doveva concludersi con questo volume e che invece ne presuppone un terzo. Perché? Perché il materiale, il primo volume, ha suscitato tale e tanto interesse che ci ha consentito di raccogliere un materiale di tale imponenza che richiede, presuppone un terzo volume, per appendice ai primi due, ma non solo. L'archivio si è arricchito soprattutto per la lungimiranza di Italo Ortu, allora segretario nazionale del PSDA, che ci ha affidato un archivio che stava per andare distrutto e che abbiamo salvato e catalogato, e insieme a questi sono arrivati altre testimonianze, altre memorie, altre lettere, fotografie e altri archivi, come quello per esempio dei metalmeccanici. Nel terzo volume noi abbiamo intenzione di far calare questo discorso dei primi due volumi, che sono, il secondo volume si ferma agli anni 70, per farlo arrivare fino ai giorni nostri, almeno per segnare la prospettiva, non più, non c'è differenza tra cronaca e storia, insomma, ma per vedere quali sono le aperture verso il futuro. Dicevo, è questo il movimento politico più che ha caratterizzato, anche influenzando tutti gli altri partiti, la vita politica in Sardegna e non solo. E quindi in questo particolare momento credo che una riflessione sul sardismo e il movimento autonomistico proprio nel momento in cui si parla di federalismo in termini non soltanto utopistici, credo che sia un'operazione di grande attualità.
Grazie al Presidente della Fondazione Sardinia. Lo faccio volentieri per almeno due ragioni. Una tutta istituzionale per quello che rappresento, appunto sono l'assessore alla pubblica istruzione, e vorrei ricordare che lavori come questi, opere come queste si realizzano anche grazie all'impegno della Regione, che in questa direzione investe non poche energie. Ma direi che questo è l'aspetto, voglio dire, meno importante. La ragione invece per la quale prendo parola con grande piacere, seppure per pochi minuti, è perché sono un militante sardista. Salvatore mi ha fatto l'onore di portarmi questo libro, me l'ha donato con una sua dedica, me ne ha fatto dono con una sua dedica, e mi sono commosso nel vedere personaggi che io ho conosciuto quando muovevo i miei primi passi nella mia militanza sardista, persone che appartengono alla storia del sardismo, ma alla storia della Sardegna, ma direi di più alla storia per le lotte della libertà dell'umanità. Ho conosciuto persone di grande statura morale, persone che mi hanno davvero insegnato tanto e adesso sono fortissimamente legato. Mi ha anche sorpreso di vedere, seppure per una candidatura avvenuta molto tempo fa, di leggere il mio nome. Mi ha sorpreso e un po' mi ha preoccupato, perché essendo un libro che fa la storia del partito, io appartengo un po' alla storia, un po' al passato, e questo insomma un pochettino mi preoccupa, essendo uno che vive la vita politica e la sua militanza oggi. Che dire, io credo che il Presidente della Fondazione, Vindice Rebichesu, abbia detto bene: la storia del sardismo è la storia intima della Sardegna. La parte sicuramente più originale, più creativa della politica in Sardegna viene da questo movimento. Un movimento tutto particolare, spesso un po' come dire avvitato su se stesso, con grandi contrapposizioni, che vive la politica in modo passionale, in modo travolgente, tutto all'eccesso, e questa è una vecchia tradizione che ancora oggi si vive nello stesso modo dentro il partito. Tuttavia questo partito, così difficile da vivere al proprio interno, è stato capace di fare cose grandiose. Io credo che la storia non solo dell'autonomia, ma la storia dei sardi, della Sardegna moderna e delle conquiste che i sardi sapranno fare anche nel futuro sarà intimamente legata a questo partito del quale mi sono sempre onorato e del quale mi onoro di farne parte. Io mi auguro che il Partito Sardo d'Azione possa tornare nel futuro ad essere quel grande riferimento, non solo politico ma anche morale, che è stato nel passato. E da questo punto di vista io non posso che ringraziare Salvatore Cuvillo per l'eccellente lavoro che ha fatto, e apprendo stasera che continuerà a fare, perché farà un terzo volume, e la Fondazione Sardinia, che davvero sta dando un grande contributo non solo alla storia politica, alla lettura della storia politica della Sardegna, ma alla cultura in Sardegna. Vi ringrazio, buon lavoro. Grazie all'assessore Serretti, voglio salutare anche l'assessore comunale Filippini che ci ha onorato della sua presenza. Più cittadino che assessore. E non è la prima volta che segue le nostre iniziative, alcune le abbiamo fatte insieme e ci fa molto piacere.